Il covo delle ladre era a Rovato, nel Bresciano, nella porzione di una vecchia bifamiliare. Da qui partivano destinazione Veneto e Lombardia le donne dalle mani abili, o minorenni e che quindi se scoperte non imputabili dal giudice, o incinte, perciò casomai per loro niente carcere. Il capo, finito sì in galera per un precedente mandato di cattura della Procura di Roma per furti in abitazione e ora denunciata per ricettazione da quella di Padova, era Silvana Jankovic, 39 anni, dell'ex Jugoslavia. La loro tecnica era muoversi in un'intera giornata tra il Veneto e la Lombardia con i soliti cacciaviti, entrare nelle abitazioni e portare via soltanto monili o denaro, quindi tutti beni di facile poi riimpiego. Ma a quanto pare non usavano i guanti perché in una casa del centro storico di Padova, svaligiata a dicembre di circa 20.000 euro tra ori e contanti, la scientifica trovò l'impronta digitale della figlia diciottenne della Jankovic, Valeria, che venne arrestata, poi rilasciata perché incinta. La mobile di Padova è così risalita alla base della banda nel Bresciano, dove abitavano la madre arrestata, 3 figlie, una nipote minorenne e un uomo, tutti rom, denunciati per ricettazione di decine di gioielli in oro e in argento. Invitiamo tra l'altro i cittadini nella massima diffusione di questi monili, qualora dovessero riconoscerli, di presentarsi qui ovviamente in questura, considerando che tra qualche giorno saranno anche messi sul sito della Polizia di Stato nel link refurtiva.